Restano gravi le condizioni della donna di 49 anni in rianimazione al San Bortolo, che è stata trovata riversa nel cortile di un condominio a Torri di Quartesolo in una pozza di sangue con un importante trauma cranico. Vicenda che resta ancora tutta da chiarire, al vaglio degli investigatori, scientifica e uomini della squadra mobile che hanno passato al setaccio l'area condominiale cercando elementi utili alla ricostruzione dei fatti, anche attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza privata, raccogliendo tracce e testimonianze di chi abita in zona. Nulla, ho sentito nulla. L'ho saputo io ai 10 che stavo andando al lavoro, ho visto che c'erano qua i poliziotti e non so altro. A dare l'allarme il compagno della donna, arrivati sul posto i sanitari del 118 l'hanno stabilizzata e immediatamente ricoverata in condizioni disperate. Il procuratore capo Lino Giorgio Bruno conferma la massima cautela, al momento nessuna pista è esclusa. Intanto anche il primo cittadino auspica si faccia luce sulla vicenda. E questi sono momenti in cui non bisogna attaccarsi al particolare, ma aspettare davvero che la verità venga fuori.